E ragazzi, va detto, allora il monopattino è una strafigata, lo sto usando tantissimo. Nell'ennesimo test di oggi l'ho utilizzato per andare su e giù per Jesolo per prendermi una Magic Box. La Magic Box è una cosa dell'app Too Good To Go che un giorno veramente merita un video a parte. Un giorno faremo una puntata dedicata e ti spiegherò e ti farò vedere cos'è quest'app fantastica, ok? E praticamente sono andato a prendere questa Magic Box, diciamo questa scatoletta magica del cibo. E niente, va detto, perché sai, a me ste robe piacciono. Io forse avrò il sangue siculo, avrò il sangue del sud, non lo so, però il loro modo di fare a me lascia sempre incantato, cioè il loro, tra virgolette, essere alla mano, e il loro essere molto cordiali e il loro essere in qualche modo anarchici da certi tipi di etichette. Cioè da noi, ad esempio, anche se tu magari sei una persona alla buona, no, devi mantenere un'etichetta professionale, la quale quando ti entra il cliente ti lascia sempre tutto impostato, serio, con quella faccia da frocio, hai capito? Ripeto, Le Puntine del Mondo non è un canale omofobo. E mentre lì, no, e ti salutano, buongiorno, eccetera, cosa leghi il monopattino, ci siamo qui noi, eccetera, vabbè, e dopo entri e ti offrono il prosecchino, cioè, capisci? C'è già uno che è venuto a prendere una roba da poco, ok? Cioè questi ti accolgono così e ti offrono il prosecchino senza saper chi sei. Cioè, a me ste robe piacciono, c'è poco da fare, quindi niente, ho voluto dirlo, Italia, e ricordiamoci di questa nostra perla che è la cultura del sud. Si aspetta, gran calma, che dopo non vengono fuori geosie. Abbiamo tante diverse culture, la peculiarità delle culture, di alcune culture del sud, è questa. Oh, curati che strafiga sta Caffè Racer, anche se non ho ancora capito dove cacchio fa il caffè, lì forse metti le cialde. Ragazzo, mi sto preparando che fra 2 o 3 giorni si parte per la Puglia per le ferie, ok? E lì ho avvisato anche i clienti, non rompete le balle che sono in ferie. E niente, devo raccontarti questa cosa che per me è stata abbastanza duretta, no? Tu sai che io vado con Alessia e Giacomo, no? E per la prima volta in questa casa, in questo camper, ho fatto una cosa da una parte intelligente, perché ho detto, scusa, siamo in 3, stiamo via 2 settimane, tolgo via la roba mia che non serve, tipo ho tolto i giubbotti, i moon boot, i scarponi da montagna, i maglioni, eccetera eccetera eccetera, per fare dello spazio a loro. Porca miseria, un colpo, mancava 3 anni di vita, ha dato errore schedino, ma ha mollato un bip di quelli che, porca miseria, tachicardia, spostati proprio. Comunque dicevo, niente, che c'è stato questo sfregio psicologico, questo micro trauma, che ha portato un po' proprio di depressione, di stranezza al dover togliere tutte quelle cose che con cura avevi organizzato, predisposto, studiato. Questo va qui, questo va lì, questo va sopra e questo va sotto, e per carità passerà. Diciamo che così facendo, per carità, tieni conto che stai parlando con uno un fiappa e sue, cioè non con una persona normale, quindi ti dico che così effettivamente questo camper lo sento molto meno mio, lo sento molto meno casa, lo sento come uno strumento da usare. Per carità, anche prima era uno strumento da usare ovviamente, però prima c'era questa intimità, no? Un po' come, non so, il tuo armadio dei vestiti, dove c'è solo la roba tua che tocchi solo tu, o il tuo laboratorio che magari hai, no? Che sia di computer, che sia di meccanica, di go-kart, di quel che è, cioè tutte le tue cosine, il tuo mondo, quella parte materiale, attenzione, non psicologica, non spirituale, bensì materiale, che però è te, ok? È il te stesso riflesso nel mondo della materia, è la tua vita, le tue cose, i tuoi interessi, anche le tue gelosie, insomma, perché diciamoci la verità, ci sono cose, non per tutti ovviamente, ok, ma ci sono cose a cui noi siamo esageratamente affezionati e gelosi. Tipo, uno può avere la moto e dice, cazzo, la mia moto non la tocca nessuno, non la presterò neanche al mio migliore amico, all'amorosa, alla moglie, a nessuno, piuttosto che una bicicletta, o piuttosto che una maglietta, anche una camicia che porta dietro dei ricordi, cose del genere, hai capito? E quindi insomma sembra di no, vedi, a volte c'è la cazzata di aver tolto, beh, era tanta roba alla fine, perché erano 4-6 ripiani, ma tanta roba, porca miseria, è andata fuori, è stato traumatico.
Certo che però singano fare una puntata intera per dire che te ha cavato robe all'armerone, è grave, eh? Vedi Italia, i giochi della vita, no? Cioè, stavo provando a far ciaccolare Alessia, no? Perché così si scaricava un po' e correva meno. E lei mi ha detto, eh no, perché cioè, così tipo si rilassa di più, no? Ok, ma se lei si rilassa, dopo ha più energia per correre in bici, e se ha più energia di correre in bici non mi fa fare i miei giri cicloturistici, ma parte a fare a maratona che aveva via i 200 all'ora, cioè capisci? È un po' come il detto da noi, no? Che si dice chi non ha pan ha denti e chi ha denti non ha pan, cioè chi ha pane non ha i denti per mangiarlo e chi ha i denti non ha il pane, cioè non dice niente, quindi chi tace acconsente, cioè oltre a ricaricare le energie per correre. Cioè, curati l'ale come sculeta, guardala, va, lo fa apposta per dire, vedi, posso andare in bici, potevamo fare le cose ormonali e tu vuoi sempre andare in bici? A me piace la bici Italia, poco da fare. Pedalando bicicletta, io pedalo senza fretta. Tralala. Allora ragazzi, la Alessia insegna. Questa è una balanza da pesca, ok? Conosciuta anche come bilancia da pesca, però attenzione perché il nome bilancia ti confonde, no? Perché non serve a pesare, bensì a tirare sui pesci. Ah, boh, per carità, se c'è qualcosa di sbagliato, scriviti i commenti che è colpa di Alessia, non colpa mia, eh? No, ma adesso sta serio un attimo. Le braghe dell'Alessia. No, sta serio. Non ti sembra delle femmine che fai puiscienti anni 80 o roba da Campo Rom anni 80? Ma i colori, Dio buono! Ma no, ma non sei, ma i colori, cioè è il fucsia, verde e blu assieme. Cioè, secondo me devono fare la bandiera di Rom con quei colori là. Infatti io col fucsia lo odio, c'è sempre tutto fucsia. Vabbè. Consigli per gli acquisti, veramente, dopo averlo provato per tanti anni, ti consiglio vivamente il pene. Cioè, nel senso di averlo. Ti trovi un attimo in bici, così non sai, ti scappa di far la pipì. In un attimo col pene vai nell'angolino, tac, la fai, non ti vede nessuno perché i tempi sono veramente ristretti ai confronti di quelli della vagina, per carità non l'ho provata, però ho visto anche quando Alessia usa quella cosa che vuole più tempo e veramente vai alla grande, quindi te lo straconsiglio. Ma dipende dalla quantità di pipì che c'è da fare, anche il tempo. Ma no Ale, è proprio una questione, più puoi fare anche i disegni, la firma nella neve, anche tanta con la pipì non è la stessa roba. Non è la stessa roba. Ragazzo, te l'ho mostrata nascere e ora la vedrai quasi finita. Sì, esattamente, sto parlando della famosa pista ciclabile sull'acqua che porta da Cavallino in avanti. Non è finita tutta, però attenzione, guarda che bello, cioè la bici va avanti liscia, ok? Non è un terreno ovviamente sconnesso perché ci sono le travi di legno, quindi non hai radici di alberi o altro che ti danno quelle pacche in mezzo alle gambe non indifferenti. E guarda, dimmi, speriamo mi dica. Di non trovarci a fare spin bike però. Cos'è la spin bike che io non so? Fai bicicletta in piscina, in acqua, perché dici? Perché dici dopo finisce. E ci sono state 2 rotture mentre piantavano i piloni, ho saputo. Vabbè, ma no, tipo qua? No. No, 2 rotture del cedimento del basamento sotto. Addirittura? Sì. Un po' strano. Cioè, ho visto come l'hanno fatto, hanno messo dei mega piastroni che ho detto porco cane, devono passarci con i camion o con le bici? Allungato i tempi perché c'è stato questo problema che loro hanno messo il pilone e si è crepato tutto dove l'hanno piantato. Sarà stata colpa della strada? No, per difendere nessuno, ma ho visto come hanno fatto e hanno fatto veramente un bel lavoro. Sai che io adesso che sono anziano guardo i cantieri, hai capito? Quindi a bicicletta che va in giro a bar a ombre. In più mi fermo a guardare i cantieri e tutto quanto. Esatto, quello era il nostro bar, guarda Italia, non esiste più. Lì ci mettavamo con Scarosso, forse anche con Pulmino, non mi ricordo se abbiamo mai fatto. Ti fermavi qua e avevi la vista, però immaginare al tramonto, ti vedevi la laguna e noi là col nostro prosecchino. E va bene, dai. Può essere in qualche modo una formula di insegnamento, no? Una sorta di morale della serie. Approfitta finché puoi di tutte le cose che la vita ti dà, perché dopo sai, vedi, il futuro è sempre incerto. Ci sono anche i 2 telefoni a Maduro là, infatti. Chi sta? Approfitta, guardali. Ma sono dentro al cuore che si... Ma sono 2 maschi? non lo so, io ho visto 2 attaccati intanto, sono venuta a avvisare. Sta limonando duro, è vero? Uno da una panchina, uno dall'altra. Non potevano limonare nella stessa... Covid, quindi non si può stare... Hai ragione, quindi ci si limona in panchine separate, giusto? Si lamentano del toc toc? Sì. Ma mi pare che i residenti di Cavallino si lamentino un po' troppo, C'è
cioè della serie Italia. Non so se ti ricordi quella volta del video di Cavallarina dove il povero vigile ha detto io non capisco, mi mandano di continuo a vedere i camper, ma i camper giustamente non fanno nulla di male, si parcheggiano solo un attimino, che purtroppo secondo me è stato il Covid, no? Che ha caricato un po' troppo la gente, nel senso che la gente, non avendo più stimoli esterni di viaggio eccetera, non sa più che cazzo fare, hai capito? E non sapendo che cazzo fare, avendo anche tutte queste frustrazioni, tutta sta rabbia, sta roba in corpo, no? Non cercano altro, no? Per rompere i coglioni. Cioè uno passa in bicicletta, gli ha fatto ton, senti, e quindi a casa a 20 metri pillaia da lamentarsi. Dai ragazzi, sì. Allora guarda, te la metto al centro, vedi, in fondissimo, ed è veramente in fondissimo. Quella è l'Io Piccolo, dove se abbiamo tempo andiamo noi adesso, perché l'Alessia porita è una capitalista, andare a lavorare dopo le 8. In posa vamp, in posa vamp vai anche, Fai l'uscertola. Fai l'uscertola bello. Tartaruga è quella? E ciò. Ok ragazzo, finiamo qui, nel senso la ciclabile finisce qui, noi proseguiamo, però insomma quanto abbiamo fatto, 1 chilometro di ciclabile? Neanche, sì, 1 chilometro, manca ancora circa un anno al completamento. Italia, ascolta qua una roba, siccome è il sabato e la domenica adesso, giustamente hanno fatto bene, chiudono la strada per l'Io Piccolo alle macchine e ovviamente anche i camper, tu appena arrivato ora dopo il ponte devi girare e parcheggiare nel cimitero, cioè non proprio nel cimitero, giustamente nel parcheggio del cimitero qua, ecco, esatto. La stracagata è che hanno fatto 2 ore di tempo. Io credo che il proprietario del ristorante Nettuno sarà strafelice, non tanto perché gli hanno chiuso, che ci sta, per il sabato e la domenica le macchine, vabbè, ma è uno con 2 ore di tempo, come cavolo fa a arrivarsi, hai capito? Cioè arrivare tranquillo, mangiare, ritornare, deve fare tutte le robe in fretta e furia e dice manca, no? Vado al McDonald's piuttosto, cioè capisci? Guarda che stradine ragazzi, che posticini. Ti ricordi che l'avevamo fatta anche le prime volte con Scarosso, no? Che dopo si era fermato il Scioreto a parlare dei Ferrari, aspetta perché... pensavo... Allora tutta sta macchina qua... il 30 giugno, ok, adesso giugno è passato, quindi ok. Ok. Sigano, a tu finia? Sì, ok. Boom, boom. Devo fargli la foto al cartello dopo, perché devo ricordarmi il periodo, perché ogni tanto con quelli del gruppo ci facevamo insomma una giornatina all'Io Piccolo, che è bello, parcheggi il camper là, ti fai il giro, vai a berti una ombretta nel bel ristorante al Nettuno, che è proprio alla fine, no? Della punta di terra, dove in teoria a volte vedi anche i fenicotteri rosa, e quindi niente, è importante che mi segno, basta, senza ogni volta. Sì, ma non è bianca e rossa, no, non so cos'è, ma una riga rossa sotto e resto bianco. robe strane. Pensa, adesso lei Alessandro Borghese che dice 10 eccetera, ma una volta ieri era l'uomo del monte che diceva di sì, hai capito? E anche qua l'uomo del monte, a parte il traffico, vabbè, sempre queste macchine in mezzo ai coglioni, ma anche qua l'uomo del monte ha detto sì, ha detto guarda che bei postesini, non tanto per coltivare i miei ananassi, no, perché una volta qui ho fea, ma proprio per fare sti bei giri in bicicletta rilassanti qua a Laguna in parte, a guardare gli osei, in tal senso dei volatili, dei pennuti, no? Bello. Vedi ragazzo, quando ti dico che giustamente hanno messo il blocco, perché guarda, è tutta una macchina, guarda, macchine dappertutto. Sì, infatti ha ragione Alessia, velocissimi, perché adesso il trattore ci decespuglia. Migliaia e migliaia di pesciolini, bellissimo, però via che c'è pane sotto, via. Aspetta che ti porto a fare un po' di bird watching, sì, ma non farlo mai con la GoPro, volevo farti vedere qua la gabbianella là, che è partito, guarda che alette, con le alette là, e zampette, due stecchetti, due stuzzicadenti, caro signor. Oh, io sto continuando a cambiare selle, ma fa male, Dio caro, sì che selle anche a 100 euro, però porca miseria, un male al culo. Oh, ne abbiamo parlato l'altro giorno, le famose pizzette Eraclea, 98%, cos'è? Mollica, praticamente farina, e un 2% di pomodoro e mozzarella. Eccole qua, il punta gialla di Cassavio.
e dietro ai pantaloncini antistruppo possiamo trovare una mutandina in pizzo bianco. Credo che mi stava investendo sulle strisce un sindaco o qualcosa del genere, aveva una striscia con la bandiera dell'Italia e una specie di utilitaria nera. Ah sì, ho lasciato giù la Shingano bike muscolare, ossia la bottecchia, perché avevo proprio i cerchi distrutti, sberlati, e quindi mi devo fare una mega camminata. Però ti dirò, è bello, è sempre a livello esperienziale, no? Voglio dire, farti una cosa diversa dal solito. Oh, siamo a fine agosto, non ho mai visto in 39 anni tutta sta gente qua. Cioè, di solito il 16 si svuota, una roba inspiegabile veramente. Pazzesco Italia, mai visto in 39, ma neanche in stagione, 39 anni ho visto sta roba, neanche a luglio. Che bello guardare i bambini che giocano a basket, che si bestemmiano tra di loro, perché vedi, non è sempre vero che sono tutti rincoglioniti davanti agli smartphone, ai videogiochi, tutti ciccioni. Era quello, sono belli in forma, cioè non sono là seduti che mangiano il gelato nella panchina, voglio dire, hai capito? Ma anche che giocano off skate, lì ce ne sono tanti. Questo perché? Voglio dire, perché Jesolo, comune a caso, perché sono a Jesolo, ma potrebbe essere qualsiasi altro comune, ha messo a disposizione dei giovani un campetto da basket dove possono entrare, giocare tranquilli senza nessuno gli rompe i coglioni. È uguale lo skate park, altrimenti poveretti, se non avessero avuto questi o si drogavano o stai a casa con i videogiochi come te li immagini te, no? Il bello è che ogni volta, con grandissima vergogna da parte delle cassiere, che porrete certe sono di Jesolo, è necessario fare sta pagliacciata, ossia mettere gli alcolici all'interno di queste borsette per poi arrivare alla macchina e togliergli la borsetta. Quindi inquinamento e scarica via le borsette. Io non capisco il sindaco di Jesolo cosca la sto anno. E aspetta, ti faccio divertire ancora di più. Allora, hai visto il video di oggi, no? Quando eravamo nella pedonale, che c'era strapieno di gente, che non ci passavi nel marciapiede, no? Ok? Insomma, hanno disdetto i fuochi. Questa cosa magari puoi capirla se mai sei andato a vedere i fuochi a Jesolo, ok? Durante i fuochi, negli ultimi 20 anni almeno che li ho visti io, non c'è mai stata tutta questa confusione. La confusione un pochino la puoi trovare effettivamente solo all'uscita, quando i meno intelligenti, diciamo, si accalcano per uscire in fretta e furia, ma altrimenti quando guardi i fuochi addirittura trovi un sacco di sdraio libero dove sederti, quindi niente, hanno aspettato la scusa del Covid, anche loro come tantissimi altri, per risparmiare su qualcosa. So, se poi qualcuno vuole dire che non è così, ragazzi, stiamo andando contro la logica, però vedi, da una parte, cioè, io sono sincero, so che suona male spesso essere sinceri, però a me non me ne sbatte un cazzo dell'inquinamento, quindi lascio che il sindaco inquini così sprecando borsette, non me ne frega un cazzo, con tutta la gente che muore di fame, per carità, può essere anche rispettoso, buttare via i soldini inutilmente per la borsetta, perché proprio non serviva, ok? E d'altra, anche, insomma, mi dispiace dire che a me non me ne sbatte un cazzo neanche dei fuochi, quindi sì, ci rido sopra, ecco, questo lì volevo arrivare, che con tutte queste cose assolutamente senza senso, che dovrebbero fare incazzare a morte le persone, dovrebbero, col condizionale, a me fa ridere per questi motivi qua, quindi per fortuna, dai, ci si ride sopra e muore là. Eccolo! Vai Figari!